L'altra metà della radio. Parità di rassegna. Conduce Laura Ravetto. E la linea torna subito da Antonino Danna. Ripeto ancora una volta i nostri contatti per mandare un messaggio WhatsApp 340 670 9659. Se invece volete dire la vostra in diretta per via telefonica 02 9294 7222. La linea torna a te, Antonino. Grazie condottiero mio condottiero, rieccoci di nuovo sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è l'altra metà della radio. Io sono Antonino Danna, ma cedo subito la parola alla nostra pregiatissima padrona di casa, Laura Ravetto. Buon pomeriggio, Laura. Buon pomeriggio a te, Antonino, buon pomeriggio a tutti. Dimmi che stavolta sei immobile. Sì, sono immobile nel senso che noi, come tu saprai, facciamo questa bella settimana e anche il weekend, ma bella non lo dico in maniera ironica, lo dico in maniera, diciamo, felice, in votazione alla Commissione Affari Costituzionali dell'Autonomia. Perché... Ecco. Perché? Perché finalmente approda alla Camera, perché è finita al Senato, arriva alla Camera, noi la votiamo questa settimana e ci faremo tutto il weekend a votarla perché vogliamo assolutamente che il lunedì 29 sia in aula, in modo da poterla approvare anche in aula la prossima settimana. Certamente. Ed è tra l'altro forse argomento, diciamo così, più succoso rispetto a quello che sta avvenendo nei minuti in cui noi stiamo parlando, perché si sono chiusi i seggi intanto in Basilicata e è cominciato lo spoglio dei voti. Secondo te come andrà a finire? Ma non lo so, io onestamente vedo che è un'elezione che è passata un po' meno, così un po' più sotto silenzio, vero? Perché ci siamo sui giornali ci siamo, diciamo così, riempiti gli occhi di articoli sulla questione Sfurati, sul monologo, però insomma non era, diciamo, da poco un'elezione e quindi forse si poteva dedicare anche un po' più di spazio. Detto questo, non lo so, aspettiamo di vedere. Io intanto sono molto contenta che la Lega dimostri la sua coerenza facendo votare in Senato e ora alla Camera dei Deputati l'autonomia, che è una cosa incredibile, cioè sono anni che si sente parlare di questo e finalmente la Lega porta a casa il risultato, quindi ecco, io direi che noi abbiamo fatto il nostro, stiamo facendo il nostro. Bene, allora vi posso dare già un aggiornamento sulle elezioni in Basilicata. Instant Poll batte adesso Lanza, Instant Poll Telenorba, Bardi centrodestra, Forchetta tra il 53 e il 57%, Marrese centrosinistra, Forchetta tra il 41 e il 45%. Cioè, se proprio gli va male, c'hanno uno scarto al centrodestra resta uno scarto di 12 punti. Sì, però visto che noi siamo gente, diciamo, che aspetta, tranquilli, sì. Hai visto anche le ultime elezioni, tutta la polemica, le discussioni, le agenzie, noi con tranquillità e cauto ottimismo aspettiamo il risultato finale, giusto Antonino? Questo sicuramente, che è anche quello che ha detto Bardi, il quale tra l'altro ha già raggiunto la sede del suo comitato elettorale in quel di Potenza, ma anche lui ha detto che parlerà solo quando l'esito del voto sarà chiaro e definitivo. Però intanto abbiamo già un exit poll che ci dice questo, insomma 12 punti di scarto. Ora, per quanto ampia possa essere o meno la forchetta, comincia a essere Certo, un'indicazione, diciamo. Sì, ecco, un'indicazione, diciamo così. Ecco, tanto per gradire. Laura, senti, questa settimana è stata una settimana abbastanza movimentata per quanto riguarda la nostra rassegna al femminile. A proposito, diciamo ai nostri ascoltatori 340 670 9659 se volete dire la vostra attraverso la Zappa o WhatsApp che dir vogliasi, oppure se volete telefonare 0292947222. Senti, c'è stata la votazione in Parlamento sull'aborto e tu sei una dei
15 leghisti che si sono astenuti, correggimi se sbaglio, e da qui No, polemiche hanno finito. Giusto. E da qui polemiche a non finire. Come mai questa astensione, se posso chiedertelo? Ma guarda, perché questo ordine del giorno nell'impegno, allora facciamo una premessa. Prima di tutto non capisco lo stupore di chi si stupisce, che per fortuna sui temi di coscienza si lascia libertà di coscienza, e per fortuna la Lega non è una caserma, quindi quando ci sono temi di coscienza si lascia appunto libertà di coscienza. Ma fatta questa premessa, questo era un ordine del giorno che nell'impegno diceva una cosa banalissima, Antonino, cioè, forse nessuno l'ha letto, nell'impegno diceva che qualunque cosa si sarebbe fatta rispetto all'applicazione della 194 non si sarebbe mai limitato il diritto all'accesso, attenzione, non il diritto all'aborto, il diritto all'accesso e all'attività di interruzione di gravidanza. Ora, visto che giustamente tutti diciamo che la 194 non limiterà mai il diritto di accesso delle donne all'interruzione di gravidanza, non si capisce perché il governo abbia dato parere negativo, o meglio, perché ha dato parere negativo? Perché quelli del PD sono furbi, sai Antonino, nelle premesse dell'ordine del giorno, quindi non nell'impegno che era assolutamente condivisibile a mio avviso, ma nelle premesse dicevano sostanzialmente che il governo aveva sbagliato quello, che aveva sbagliato quell'altro, che aveva sbagliato quell'altro ancora. Ora io modestamente, tu sai, ho tanti anni di esperienza al Parlamento e quindi ho suggerito di far votare per parti separate al governo. Cioè ho detto, guarda, tu metti al voto le premesse e poi metti a voto l'impegno, ho detto al sottosegretario che era lì presente. Sì. E perché così si poteva tranquillamente votare contro le premesse, cioè dove il PD ci dava, diciamo, della gente che voleva rovinare la 194 o cambiarla in modo enorme, e però si dava a tutti ovviamente un voto favorevole all'impegno, perché l'impegno diceva una cosa, ripeto, che è indiscutibile da tutti. Anche la Meloni dice che nessuno vuole mettere in discussione il diritto delle donne di accedere alle pratiche di interruzione di gravidanza, e ci mancherebbe, aggiungo io, piano che il governo non ha voluto farci votare per parti separate. Al che io, certo, non mi sono messa a votare a favore, però mi sono astenuta, perché l'impegno lo condividevo. E ti dirò, ho apprezzato molto che la Lega abbia dimostrato quest'anima liberale, perché noi poi siamo stati 15, non pochi. Mi sono stupita di più di Forza Italia, perché in Forza Italia, tranne uno, hanno votato tutti contro questo impegno. Io penso che se ci fosse ancora Berlusconi questo non sarebbe successo, te lo dico molto francamente. Certo. Laura, abbiamo una Però telefonata, la prendiamo subito. Sì, no, volevo solo dire prima della telefonata che questa cosa non c'entra niente con i Provita, i consultori, che è tutt'altra roba, che è oggetto di un emendamento che c'è al Senato. Era proprio una roba diversa, così come questa cosa non c'entra niente con la legittima libertà di scelta di una donna, sia di abortire, ma anche di decidere di non farlo, perché ritiene, da cristiana, cattolico, anche solo da donna, che non si debba in alcun modo abortire. Cioè l'importante è lasciare la libertà di scelta. Certo. Pronto, chi è là? Sono Maresciallo. Oh, Albino carissimo, comandi? Buongiorno. Buongiorno signora, aveva detto buongiorno, quale piacere nell'ascoltarla, buongiorno, l'ho chiusa, mi raccomando. Io ho studiato dizione 50 e passi anni fa, ormai l'ho dimenticata, sono ritornato a parlare come prima, sbaglio un mai. Allora, io anche, sai, ho la testa ancora. a parte le scemate, qui fa freddo ma noi siamo abituati. Ascolti, facciamo un ragionamento, questo è un ragionamento mio, attenzione, senza come simpatie di parte, sia ben chiaro. Sentivo il discorso del Beccaria di Milano, questi grossissimi problemi con la delinquenza minorile, con questi bravi, tra virgolette, ragazzi con la ricoverati, chiamiamoli così, no? Allora, leggevo un servizio, non che amo molto gli americani, sia ben chiaro, però un ragazzo di 15 anni che ha ammazzato 4 coetanei con un fucile, si è beccato l'ergastolo e hanno pure condannato i genitori, che possono arrivare, mi pare, fino a 20 anni di pena.
E adesso non voglio dire esagerato, hanno fatto bene o non hanno fatto bene. Questa è la grossa differenza che c'è tra gli Stati Uniti di fronte a determinate situazioni e noi perché sono sempre tutti ma poverini, le baby gang, i bravi ragazzi eccetera. La colpa la danno alla capienza, alla bassa capienza, al numero limitato di carceri in Italia. Benissimo, allora fate una bella cosa, costruitene. Noi abbiamo degli edifici fatiscenti. Io ero andato a visitare sui tempi le nuove di Torino, che sono le carceri vecchie ovviamente, dove avevano fatto il museo delle carceri. Beh, vivere lì dentro sembrava di vivere in un manicomio per quella gente che doveva starci. Per cui facciano qualcosa di nuovo, ma edilizia carceraria, per la carità, le carceri non si... parlare di carceri è come offendere il buon Dio, ci mancherebbe altro. Ma dove siamo finiti? Questo è uno. Poi velocissimo. Adesso c'è le elezioni europee, vogliamo mettere in lista delle persone competenti e non dei somari che non sanno distinguere un ferro da stiro da una pentola a pressione e poi vengono a condizionarci sull'uso delle batterie delle auto elettriche e compagnia bella. Ma per cortesia, su, fate voi che sapete, io purtroppo sono al di fuori, posso al massimo mettere una X, non perché sia analfabeta, sia ben chiaro, ma perché è quello che devo mettere sulla scheda elettorale. Per cui fate voi, a voi il compito, l'arduo compito, non solo è sentenza. Vi lascio, vi saluto e non continuo ad importunarvi, non a farvi perdere tempo, ok? Grazie dell'attenzione, grazie. Grazie a lei. Laura. Ma anzi che importunare, grazie, molte sollecitazioni in questa telefonata. Vabbè, sulle candidature, guardi, io sono fuori quanto lei, nel senso che comunque non sono certo ai tavoli decisionali, ma il nostro segretario mi sembra che abbia già dato atto che ricandiderà tutti gli uscenti e gli uscenti diciamo più significativi, che mi pare hanno già dimostrato in Europa di essere gente che se ne intende parecchio e che è molto vicino ai territori. Quindi le liste della Lega mi sento di dire che saranno tutte liste di persone capaci che lo hanno dimostrato e l'hanno dimostrato mantenendo un consenso, anzi aumentando il consenso che già avevano 5 anni fa. Per gli altri partiti chiaramente non posso dire nulla, non so. È interessante il discorso che ha fatto sulla delinquenza giovanile e sulle carceri, anche perché un altro argomento che abbiamo avuto di recente, lo dirò dopo, ma parto dalla delinquenza giovanile, dalla modalità di trattamento di ragazzi. Il telefono però non ci aiuta in questo momento. Laura, se riesci a spostarti un pochino, perché in questo momento non riusciamo a sentirti. Proviamo un attimo. Intanto Antonino passiamo un'altra chiamata. Pronto? Pronto? Sì. Sono Roberto da Torino. Ben trovato. Vorrei parlare. Buonasera. Dunque, vorrei parlare all'onorevole Ravetto. Grazie. Sì. Stiamo cercando di recuperarla, un momento che la prendiamo. Comunque, se vuoi cominciare già a dire la tua. Sì, voglio cominciare, allora parlo con te, va bene? Sì. Dunque, premetto che io sono un leghista dal 1990 Sì. e morirò leghista, penso, no? Ma alla rassegna stampa di stamattina che è in Arca mi ha scioccato con un articolo sulla Stampa e Repubblica, mi sembra Repubblica su Google, che riportavano che Fedez alla trasmissione Le Belve su Rai 2, canale vicino penso al centrodestra, un compenso di 70.000 euro a Fedez e 15.000 euro alla Belen, più altri bit. Sì. Io, come milioni di italiani che paghiamo il canone, penso che non sia molto giusto, cioè dovrebbero gli onorevoli, specialmente del centrodestra, prendere un po' questi provvedimenti in mano, tutto lì. Io vorrei poi sapere una risposta dall'onorevole Ravetto. Ok, che ho sentito parte della domanda perché sono alla Camera dei Deputati, ferma, giuro, se volete vi mando il video, ma mi riesce a cadere la linea pure così.
Ok, ti faccio, rispondo subito, Antonino? Sì, vai pure Laura. Allora, torniamo all'altra domanda. Stavo dicendo, quella della delinquenza giovanile e del trattamento dei ragazzi. Mi sembra che il ministro Valditara, da questo punto di vista, stia introducendo delle norme che poi di fatto sono un approccio culturale di serietà e di severità, no? Reintrodurre il voto in condotta, linkare, quindi collegare anche le bocciature ai comportamenti dei ragazzi. Quindi mi sembra che questo sia un governo e il ministro leghista stia dimostrando di avere a cuore il problema che giustamente sollevava il maresciallo che ci ha chiamati. Devo anche dire però che una cosa secondo me migliore rispetto agli Stati Uniti ce l'abbiamo, che da noi, grazie a Dio, non c'è la possibilità che un ragazzo imbracci così facilmente un fucile e faccia le sparatorie nelle scuole, perché anche se noi ci siamo battuti sì per la legittima difesa, però il porto d'armi è una cosa che è disciplinata in modo molto più attento nel nostro Stato, mentre negli Stati Uniti, diciamo, la questione è altamente problematica, perché la distribuzione delle armi è capillare, è molto più, diciamo così, superficiale e poi vediamo i risultati. Però era interessante la sua domanda anche riferita alle carceri, perché avrete letto, Antonino, in notizia di oggi, che un uomo che aveva già ucciso la compagna con una pistola ha ucciso un suo compagno di cella, che era, se non sbaglio, uno spacciatore, tirandogli addosso un manico di scopa e strangolandolo con la cintura di un accappatoio. Ora, io mi chiedo, che cosa ci faccia un assassino con uno spacciatore nella stessa cella? Per carità, non sto dicendo che spacciare sia un reato minore, però certamente, voglio dire, un assassino e uno spacciatore insieme, ma soprattutto che ci fa un manico di scopa e una cintura d'accappatoio? Cioè, io sapevo che dalle carceri si levano addirittura le lenzuola per evitare sia suicidi sia aggressioni. Quindi indubbiamente qua c'è un tema che non è solo di costruzione di nuove carceri, su cui mi trovo d'accordo con il maresciallo, ma anche proprio di controlli nelle carceri. Cioè, io mi aspetto che non ci siano manici di scopa e possibilità di strozzare uno con una cintura, giusto? Invece l'ultimo ascoltatore che ci ha chiamato, Antonino, io sono arrivata a Belen. Cioè, allora lui si rifaceva una notizia che ha dato stamattina il nostro Giulio in rassegna stampa, leggendola appunto dalla Stampa di Torino. C'era questo ben informato articolo nel quale si diceva che, a proposito dei 1.800 euro e il caso Scurati, in realtà nel programma Belve con la Fagnani, per avere l'intervista di Fedez, il quale ci ha raccontato la sua vita e la sua condizione, sono stati sborsati 70.000 euro uno sull'altro. E lui diceva sarebbe il caso che gli onorevoli del centrodestra prendessero dei provvedimenti in materia. A me pare che sia più la RAI a dover prendere provvedimenti in materia. Ma allora, io ti dico come la penso. Fedez non è la persona che mi sta più simpatica al mondo, però nel suo caso bisognerebbe vedere, visto che so che è stato un record di ascolti, quanto effettivamente ha fruttato alla RAI in termini di pubblicità l'apparizione di Fedez rispetto ai 70.000 dati. Io mi sconvolgo di più, perché io penso che ci abbia guadagnato di più la RAI in questo caso, mi sconvolgo invece molto di più su altri tipi di pagamenti. Cioè, onestamente io... Amadeus è sicuramente un bravissimo professionista, però 100 milioni in 4 anni non si può sentire, cioè parliamo di un quarto di finanziaria. Ora io non so se sia vero, perché poi mi pare che sia intervenuto anche Fiorello a dire che non sono proprio 100 milioni, che 100 milioni è il costo di tutta una struttura. Ora non lo so, però sicuramente cifre di questo tipo mi lasciano perplessa. In ogni caso, ecco, a me, guarda, io più che vietare, a me piacerebbe ci fosse trasparenza, che ci dicano quanto pagano questi conduttori, così noi capiamo se veramente valga la pena o no pagarli così tanto, perché se c'è un gran ritorno di pubblicità vale la pena, se no, perché stai pagando con i soldi di tutti i cittadini. Ecco, io vorrei trasparenza, perché non pubblichiamo i compensi. Ecco, e sono d'accordo con te anche perché questa mattina, verso le 11.30, sto leggendo l'ADN Kronos, Fremantle Media, che è la società che produce appunto Belve su Rai 2,
ha dichiarato che, pur non potendo rivelare la cifra esatta per motivi appunto di privacy, possiamo dire però che il compenso reale è molto lontano da quello indicato dalla stampa. Quindi non sono stati affatto 70.000 euro, pare siano stati molti di meno. Però Antonino, io mi sono anche rotta le scatole con sta privacy. La privacy vale sempre per tutti, per i deputati no però. Io giustamente il mio stipendio lo conoscono tutti, è tutto pubblicato. La RAI è comunque un'azienda pubblica, non ho capito perché, visto che sono soldi pubblici come quelli che vengono dati a me come stipendio, non possono essere pubblicati. Davvero non mi è chiaro. Io posso capire in un'azienda privata, in un'azienda pubblica no, sono soldi pubblici, quindi la trasparenza è necessaria, non c'è privacy che tenga. Se tu ci tieni la tua privacy vai a lavorare in un'emittente privata, non può funzionare così. Lascia stare il caso di Belve che torna a ripetersi, probabilmente sono anche meno di 70.000, ma anche fossero stati 70.000, ripeto, secondo me rispetto allo share che hanno fatto era pure giustificato probabilmente, ma in generale di tutti questi mega giornalisti conduttori che fanno 4 serate, 5 serate, poi presentano i grandi eventi, io voglio sapere quanto vengono pagati. Cosa c'è di male? Dov'è il problema della privacy? Esatto, 30 secondi di pausa e torniamo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Per le mamme e i papà, ma anche per chi non ha figli. Se volete ascoltarmi e parlare con me di pedagogia, attualità, società, costume, seguitemi su Radio Libertà. Largo ai bambini con Francesca Corbella ogni giovedì alle 16:35. E la linea torna subito da Antonino Danna e Laura Ravetto. Grazie condottiero mio condottiero, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è l'altra metà della radio, alle 15:30 minuti e 26 secondi. Antonino Danna e Laura Ravetto al microfono con voi. Allora, cara Laura, ricordando sempre il telefono 0292947222 se volete dire la vostra, oppure 340 670 9659 se volete mandare le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi. Vorrei passare a un altro argomento della nostra rassegna stampa e in particolare una notizia che arriva direttamente dall'Arena. Te la voglio leggere perché effettivamente questo, dimmi, questo è pane per te, visto che a maggior ragione sei alla Camera. Allora, c'è questa notizia uscita sull'Arena il 21 di aprile, quindi giusto ieri. Reddito di libertà per donne maltrattate, più richieste, ma i fondi sono finiti. E il sussidio di 400 euro per 12 mesi alle donne seguite dai centri antiviolenza. In Veneto dal 2023 non viene erogato per mancanza di budget. Dal 2021 a Verona 94 domande, di cui 63 liquidate. E continua l'Arena. Una misura ferma sulla carta, un aiuto economico, 400 euro per 12 mesi, fondamentale per le donne vittime di maltrattamenti, ma che in Veneto dal 2023 non viene erogato. Negli ultimi 15 mesi le domande arrivate negli uffici dell'INPS si sono bloccate in attesa di un'integrazione delle disponibilità finanziarie, spiega il direttore regionale veneto Filippo Pagano. In altre parole, non sono state liquidate perché mancano fondi che devono arrivare da Roma o dalla Regione Veneto. Interpellata sulla questione, la Regione non risponde. Il sussidio, si legge nella circolare dell'INPS, è destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. È stato creato con l'obiettivo di contribuire a sostenerne l'autonomia abitativa e personale e può beneficiarne anche chi già riceve altri strumenti di sostegno al reddito. Nella provincia di Verona dal 2021, da quando cioè questa misura è diventata operativa, DL 34 del 2020, le domande per ottenere il sussidio sono state complessivamente 94, quelle liquidate 63. Ecco, poi a questo punto lo chiedo io come cittadino, puoi fare un'interpellanza tu per favore e accertare com'è che qui mancano i soldi per pagare questo benedetto reddito?
Sì, farò un'interrogazione parlamentare alla ministra Roccella, perché come sai, sì, è vero, sono alla Camera, ma purtroppo non sono al governo e non sono ministro delle pari opportunità. Sì. Passami sta chiosa. Sicuramente farò un'interrogazione su questo, però io spero che sia quanto è successo mesi fa. Qualcuno mi chiese: non arrivano i soldi dai fondi QAM. Vabbè, parliamo di altro tipo di fondi che servono diciamo così, nell'ambito dei uomini maltrattanti, nel recupero, eccetera. Ed effettivamente i soldi, in realtà, poi io ho fatto una ricerca presso il Ministero ed erano stati stanziati 4 milioni dal 2024 al 2026, solo che c'è lo stanziamento ma non c'è ancora la distribuzione, quindi diciamo l'assegnazione alle regioni. Magari perché non so, perché farò un'interrogazione, potrebbe essere la stessa cosa, cioè che abbiano rifinanziato il fondo generale, perché io dubito che non l'abbiano fatto, e se non l'hanno fatto, vabbè, è grave, però non dubito, ma non ci siano state ancora le assegnazioni alle regioni, perché poi il tema è anche quello dell'assegnazione, quel passaggio lì che è un passaggio fondamentale. Comunque sì, farò sicuramente un'interrogazione parlamentare e quindi ci riaggiorniamo lunedì prossimo. Purtroppo non ci sono, e non perché faccia il ponte, perché come tu sai noi il ponte, e sono felice di questo, saremo a votare in Commissione dell'Autonomia, ma perché lunedì prossimo per un impegno sul territorio al pomeriggio ho già annunciato che non ci sarò, però auspico per il lunedì successivo di avere una risposta, se mi hanno Ecco, ci sarò di calendarizzato. nuovo io, quindi riprenderemo Perfetto. tranquillamente Perfetto. la nostra Sì, conversazione su questo assolutamente tema. conta su di me, farò l'interrogazione parlamentare. Grazie della segnalazione. Grazie a te, facciamo il famoso nodo al fazzoletto e poi ai primi di maggio torneremo a parlarne. Ecco, mentre chiarita questa cosa, adesso noi andiamo avanti con un'altra notizia che arriva invece stavolta dal Times of Israel, il quale scrive invece questa notizia francamente assurda, diciamo così. La polizia morale iraniana ha raddoppiato la violenza sulle donne, sfruttando appunto come paravento la tensione internazionale che c'è stata con Israele. Pensate che nel corso appunto di questi giorni di tensione internazionale ci sono state condanne a morte, ci sono stati arresti di dissidenze, di dissidenti, e soprattutto c'è stata una esplosione nuova delle pattuglie che vanno in giro a controllare se le donne indossano obbligatoriamente oppure no gli hijab, insomma il velo, quello previsto dall'Iran. Questo è quello che segnalano gli attivisti, ovviamente, contro la dittatura iraniana, e soprattutto gli iraniani che vivono appunto nella Repubblica Islamica dell'Iran hanno sopportato una repressione sempre crescente sin da quando sono nate le proteste a livello nazionale per la morte della povera Mahsa Amini nel settembre 2022, aveva appena 22 anni, che era stata arrestata per aver volutamente evitato di aver volutamente non rispettato le regole sugli abiti che sono previste per le donne. Ma qui tra l'altro questo nuovo giro di vite è entrato, scrive ancora il Times of Israel, in una nuova fase, dal momento che continuano a crescere le paure per un conflitto a livello regionale, con Israele che ha lanciato un presunto attacco sull'Iran venerdì scorso, e questo in rappresaglia per i lanci di missili che invece gli iraniani avevano tirato l'altro sabato, la settimana scorsa. Gli attivisti, tra l'altro, hanno riportato che in pratica i temuti furgoncini bianchi della polizia morale sono tornati nelle piazze cittadine per tutto l'Iran e vanno a caccia delle donne che vengono accusate di aver violato le norme a proposito dell'hijab obbligatorio, che è in vigore sin dalla rivoluzione islamica dell'anno 1979. Il capo della polizia di Teheran, Ali Mohammadian, ha annunciato apertamente l'ultimo giro di vite il 13 di aprile. L'operazione si intitola Operazione Nur, che in persiano, ironia della sorte, significa operazione
luce. Ora, è mai possibile che si possa accettare una cosa del genere nell'anno 2024? No, io guarda, rimango sempre basita quando vedo delle ragazze, delle studentesse nostre, che hanno manifestato anche recentemente per la Palestina. Ora, manifestare per la pace va bene, però poi alcune, parlando così, hanno così manifestato proprio un posizionamento politico, cioè anti-israeliano e pro-Palestina, e senza rendersi conto che quello che Israele sta difendendo, e naturalmente, Antonino, sappiamo tutti che noi siamo per una posizione, ora no, la parola più diffusa in queste ore è de-escalation, però è vero, nel senso che a nessuno fanno piacere 20.000 bambini uccisi, che siano in Israele o che siano in Palestina. Indubbiamente è una tragedia umanitaria e quindi tutti vogliamo la pace, però mi stupisce sempre vedere specialmente donne, ragazze che non capiscono che Israele difende dei valori come i nostri, che sono occidentali e di libertà della donna, rispetto a dei paesi che, oltre ad avere dei terroristi, perché voglio dire non tutti per carità, però la realtà dei terroristi in Palestina è evidente, ha accanto, come a sostegno di questi terroristi, dei veri e propri regimi come quello iraniano, dove effettivamente non solo non hanno i nostri valori, hanno proprio valori contrari. Cioè, da loro la donna è un essere inferiore che va coperto con il velo, che non può studiare, che deve essere succube rispetto all'uomo e al marito. E ci sono queste coraggiosissime donne, perché poi anche in Iran non si deve generalizzare, perché una cosa sono i dittatori, una cosa sono i popoli, e ci sono delle ragazze, delle donne, c'è una popolazione che si ribella a questo, si ribella con forza. E noi che facciamo in questo caso? Cioè, la solita frase è che si dice dove sono le femministe, dove sono le donne di sinistra, però è vero. Cioè, noi che posizione abbiamo su questo? Cioè, noi di centrodestra ce l'abbiamo chiara, però noi ci rendiamo conto tutte le volte che con leggerezza prendiamo la parte di determinati territori o aree, che quei territori e aree hanno quest'idea delle donne e poi anche degli omosessuali, perché anche qui la sinistra è paladina dei diritti, però ricordo che in questi regimi di solito l'omosessualità viene considerata un peccato punibile con la morte. Ma ripeto, che un'indignazione mondiale per questa cosa. Poi ti dico la verità, Antonino, che cosa stiamo veramente facendo? Cioè, cosa sta facendo la comunità internazionale per proteggere queste donne? Perché è vero che adesso dobbiamo lavorare per la pace, la de-escalation, per carità, tutto vero, però quali atti reali, formali di sostegno a queste donne che si ribellano facciamo o faremo? Ecco, mi sembra un po' che in qualche modo siano donne abbandonate. Capisco la difficoltà della situazione internazionale, capisco che l'Iran non vede l'ora che ci siano guerre, di destabilizzare le aree, di provocare l'Europa, e quindi noi non si possa e non si debba reagire per non creare, diciamo, un problema ancora più grave di quello che c'è già in quelle aree. Però queste donne non vanno abbandonate, quindi io non lo so tecnicamente se tutte quelle associazioni che spesso vediamo operare, anche paragovernative, in determinate aree, giustamente a sostegno per esempio delle migrazioni, possano essere anche impegnate con più forza e magari con più aiuti anche quando si ravvisano queste situazioni per le donne. Una cosa è certa, dovremo imparare a misurare la democrazia e la io voglio dire bontà degli ordinamenti partendo principalmente da come le donne vengono trattate. Cioè, credo che ormai il termometro
di democrazia, di serietà, di libertà delle organizzazioni dei paesi sia le donne, come vengono trattate, come sono considerate, che libertà hanno. Esatto, è un'osservazione che io mi sento di condividere in pieno e credo che sia l'esatta misura della civiltà di una popolazione e più in generale di una nazione. Però a questo punto tu dici queste cose che io trovo più che mai sagge, dopodiché io ho qua l'ultimo numero in edicola di Time che presenta le 100 persone più influenti al mondo, la numero 29 è Giorgia Meloni e indovinate che cosa scrive Time di Giorgia Meloni? Scrive che Giorgia Meloni è emersa come la capa del governo di centrodestra. Eccola qua, ve la leggo perché è straordinaria. Time scrive questa a firma di Yasmin Seran. Quando Giorgia Meloni è scesa al potere in Italia nel 2022, diventando la prima leader donna del paese, molti osservatori avevano espresso i loro timori a proposito del suo partito di estrema destra e l'impatto che avrebbe avuto sull'Europa e il mondo. Ma 2 anni dopo lei resta popolare non soltanto in Italia, dove gode di un tasso di approvazione pari al 41%, malgrado una debole crescita economica, ma anche tra i leader occidentali, molti dei quali sono stati accolti, molti dei quali hanno apprezzato il suo forte appoggio per l'Ucraina e in particolare hanno apprezzato la capacità della Meloni di persuadere dei leader come ad esempio Viktor Orban dell'Ungheria per supportare il finanziamento europeo a Kiev. E poi continua. Ma la Meloni non ha ancora abbandonato del tutto le sue politiche di estrema destra. In Italia il suo governo ha perseguito delle politiche che, secondo i suoi critici, non fanno altro che erodere in silenzio i diritti LGBTQ+. A livello europeo lei invece è stata accreditata come la forza trainante che si trova dietro l'approccio europeo per l'immigrazione, approccio che implica di pagare dei paesi come l'Egitto e la Tunisia per tenersi potenziali migranti e impedire loro di sbarcare in Italia. Nel caso in cui il blocco di destra dovesse espandersi in Europa a seguito delle elezioni europee a giugno, secondo quanto peraltro i sondaggi prevedono, la Meloni allora emergerà come il naturale capo di questo schieramento. Tu che ne dici? Ma io vorrei capire quali diritti LGBTQ abbiamo. E vorrei capirlo ridotto. pure io, ma di farlo alla chetichella. Io temo, sai a cosa si riferisca? Io temo si riferisca al reato che abbiamo giustamente introdotto nel nostro paese di utero in affitto. E questo va di nuovo nella direzione del discorso che facevo prima, cioè questo è di sinistra, perché poi il Time di che parliamo, tipo Repubblica, no? Sì, Time una volta era repubblicano, ora è diventato liberal a manetta. Questa, che poi liberal, secondo diciamo il sistema anglosassone a sinistra, io sono una liberale di centrodestra, ci tengo a precisarlo, esatto. Lib Dem. Queste commentatrici chiaramente di sinistra si sono rese conto che noi di destra siamo state rimaste le uniche a difendere le donne? Cioè, loro sono diritti LGBTQ e quindi sono d'accordo che delle donne vengano sfruttate per denaro per mettere al mondo dei figli per delle coppie omosessuali. Queste sono le nuove femministe di sinistra. Hanno completamente perso la bussola. Questo è l'unico commento che mi sento di fare, cioè tutto il resto, figurati, è anche più infondato, perché voglio dire il pericolo diciamo di un governo estremista di destra mi sembra che Giorgia Meloni abbia dimostrato che non c'è, a parte il fatto che poi voglio dire c'è Giorgia Meloni, c'è il suo partito, c'è la Lega, c'è Forza Italia, quindi voglio dire questa è un'alleanza
e anche un'alleanza di centrodestra, perché c'è anche dai moderati. Quindi la verità è che rosicano, perché si aspettavano che arrivati noi doveva schizzare lo spread, poi dovevano voltarci le spalle tutti i protagonisti europei, poi dovevamo far casino sulla scena internazionale. In realtà tutto questo non sta succedendo, il governo sta andando bene anche a livello economico, perché sarà pure una debole crescita, ma considerato che gli altri neanche crescono, e soprattutto qua c'è il record di occupazione con questo governo, che non è proprio banale. Quindi che dirti, Antonino? Purtroppo sarebbe certe volte sarebbe anche utile forse capire che messaggi vengono trasferiti all'estero dai commentatori qua. Però in questo caso non credo che ci sia una responsabilità di giornalisti italiani, qua c'è semplicemente un'ideologia, dai. Sì, decisamente. Certo, dà fastidio il fatto che ogni volta dobbiamo stare a sentire è di destra, quindi necessariamente è fascista, come appunto nel caso Scurati, e con questo direi che ci possiamo avviare alla conclusione della nostra conversazione di oggi. Cioè, voglio dire, posso dire che a me non me ne frega niente del caso Scurati? Posso dirlo? Visto e considerato che il suo monologo, anziché andare su un programma che comunque non fa molta audience, alla fine è finito su tutti i giornali e ha riempito tutte le bacheche social, o quasi, posso dirlo? No, ecco, diciamo che io semmai avrei evitato di fare, se poi è successo davvero, uno stop per motivi editoriali, perché poi si creano le vittime, no? Crei il caso, Certo. cioè sono quei boomerang, quindi ecco, diciamo che io avrei evitato questa situazione, ecco, perché adesso, cavoli, sembra che dobbiamo parlare solo di quello da settimane, onestamente, si sia riusciti a creare una vittima, no? E quindi magari, ecco, era evitabile, mettiamola così. Sì, ma poi lui che dice ora è come se mi avessero tracciato un bersaglio addosso, ma voglio dire, ma perché in questo paese siamo sempre bravi a raccontarcela come vorremmo noi fosse la realtà, quando invece io non credo affatto che nessuno ritenga Scurati un bersaglio. Bersaglio poi di che cosa? Cioè, perché No. questo linguaggio tremebondo da anni '70, questo Ma perché linguaggio funziona, perché la strategia della vittima funziona. Ripeto, se dobbiamo guardare a casa nostra, cerchiamo magari di evitare di dare la possibilità di fare le vittime. Ecco, sai che io sono sempre una virtuosa che va a vedere un po' le responsabilità più nel proprio campo che in quello avverso. Lo sappiamo che quelli di sinistra sono così. Ora, visto che sappiamo che sono così, evitiamo di dargli il palcoscenico, sei d'accordo? Tanto voglio dire, ripeto, se fosse andato in onda quel monologo probabilmente non se le sarebbe filato nessuno, diciamo la verità, mentre così siamo a parlare da una settimana, l'abbiamo letto tutti e insomma è abbastanza ridicola come situazione, no? Sì, appunto, direi che siamo abbastanza commossi. Allora, Laura, noi abbiamo ancora 4 minuti scarsi, 0292947222 se volete intervenire e dire la vostra, oppure 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp. C'è un'ultima notizia che volevo leggervi, un'ultima notizia che arriva direttamente da Leggo, vediamo se riesco a trovarla, dovrebbe essere qui, sì, ce l'abbiamo. USA, femminicidio al primo appuntamento, la madre della vittima, mi scuso per i termini, ma così l'ha chiamata, figlio di puttana malato. Cioè qui c'era sta ragazza che aveva conosciuto questo ragazzo, lo aveva voluto incontrare al primo appuntamento in America, ma lui anziché presentarsi con il mazzo di fiori si è presentato con ben altro, e di lei sono state ritrovate al momento il busto e un braccio. Ma è possibile che ci sia gente del genere che va libera per il mondo? Evidentemente no, questo è la riprova che il tema è un tema mondiale, nel senso che purtroppo, detto questo qua, mi sembra un caso di proprio un serial killer, un pazzo psicopatico, quindi voglio dire, mi sembra una situazione veramente ripeto, un serial killer, un pazzo psicopatico, quindi la risposta è no, speriamo lo trovino presto e non si può fare che altro che provare a immaginarsi il dolore di questa madre.
Davvero. Per ricordare a tutti che giovedì al pomeriggio in via Vivaio il nostro segretario Matteo Salvini presenterà il suo libro e insieme al nuovo direttore della nostra radio, quindi in qualche modo sì. insomma, ci siamo anche noi, ecco, a parte che io verrò ad ascoltare, però voglio dire che è il direttore della nostra radio, quindi mi raccomando, accorrete numerosi, oltre al fatto che ovviamente c'è il segretario Matteo Salvini, ovvio. Appunto, anche perché navigando controvento, questa è il cosiddetto andare di bolina delle barche, navigando controvento uno riesce ad andare dove vuole, rimontando il vento, è un gioco di pazienza, un gioco anche di strategia e di tattica, e non è una cosa facile da fare, quindi non è un titolo scontato quello del libro di Matteo Salvini. Bene, si sono fatte le 15:54, io direi che possiamo chiudere qui questa puntata. Laura, allora, Io grazie. ti ringrazio, grazie a te, grazie davvero, ci vediamo allora tra 2 lunedì io e te, e quindi salutiamo Sammy a distanza. Sì, salutiamo Sammy, insomma, avrete modo poi di ritrovarvi anche voi. Ci salutiamo con una bella canzone d'amore che arriva direttamente dagli anni 70, i Chicago, If You Leave Me Now, 1976. Grazie per essere stati con noi e malgrado tutto, the best is yet to come. Grazie a Laura Ravetto, vi saluto e ci si ritrova alle 18 con Zoom. Grazie Laura. Grazie a te Antonino, ciao a tutti, grazie. Ciao.